Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Ma sappilo, non son disposto a dimettermi, Silvano, non valevo le ciccioli, Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi, gira la rotola, 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 gira la rotola, 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 gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. Presidente Bolfoni, Sedia sempre sposa il verde, diciamo. Sì, ma ti dico la verità, sono molto contento degli sviluppi che abbiamo voluto dare a questa società, sono contento per gli eventi che sono andati tutti per il meglio. Devo dire che abbiamo avuto risultati di livello grazie a tutto il mio staff e soprattutto un grazie grande a Pizzamiglio Ennio, che è il mio vice ma è il responsabile del settore giovanile. Devo dire che sono particolarmente soddisfatto anche per il torneo che si conclude stasera, il torneo della sedia. L'abbiamo voluto dedicare, come del resto era da tempo, a Muratore Giovanni, a Gio, per ricordarlo, perché questi ragazzi che ci vengono rubati da incidenti stradali che ci lasciano poi un vuoto incolmabile di dolore e di tristezza, noi in tutti i modi vogliamo ricordarli, e questo io credo che sia il messaggio che noi dobbiamo mandare a tutti i ragazzi, sia perché stiano attenti a tornare a casa magari con un'ora di ritardo, ma tornare a casa, e sia anche a tutti i giovani, che questi qua gli diamo la prima soddisfazione per mettersi a confronto con gli altri ragazzi che poi insomma la vita li riserverà. Devo dire la verità che sono soddisfatto perché anche ho visto un ragazzo che ha vinto gioire, ma ho visto un ragazzo che ha perso, era triste e ho detto: com'è andata? Ho perso. E dice però gli avversari erano più forti di noi. Ecco, questa cosa mi ha fatto veramente piacere, perché finalmente questi ragazzi sono d'accordissimo che qualcosa gli abbiamo insegnato, e questo è quanto, diciamo, è la parte più sana, la parte più bella che io mi aspetto, ecco. E noi lavoriamo per questi obiettivi. Senti, organizzare questi tornei in tempi come oggi cosa vuol dire? Vuol dire lavorare con un grande gruppo, vuol dire portare più di tutto portare capacità e portare anche organizzazione, perché gli sponsor oggi non ci sono, però
restano, no, non ci sono, ma sono limitate le risorse, quindi ringraziamento alla banca, alla BCC di Manzano, perché ci è sempre vicino, ringraziamento grande, ma ringraziamento anche a Comec, Lucio Bergamasco, scusate, che oggi non è qui, ma manderà senz'altro un suo dipendente, un suo rappresentante, ci ha dato una grossa mano, e poi tanti altri che li vedete sul cartellone, che adesso non voglio dire, sì, non me li ricordo tutti hanno voluto dare un contributo, quel contributo che anche se piccolo noi lo gestiamo nella maniera migliore e si fanno questi eventi. Senti, nel piccolo si riesce ancora a seminare calcio? Assolutamente sì. Si dice che nell'orto si riesce a pescare sempre quella verdura giusta, no? Vedi Omar, io dico la verità, noi ci siamo allargati a San Vito al Torre e siamo andati a Premariaco, stiamo lavorando con gente che ha sposato la nostra causa, devo dire la verità, secondo il mio punto di vista non c'era altra strada, però abbiamo i risultati. Poi se avremo anche qualche campione, ben venga, ma a questi ragazzi gli diamo la possibilità di giocare, di essere felici e poi alla fine anche di dare ai genitori la possibilità di stare in compagnia. Si può fare ancora calcio? Sì, si può fare ancora calcio. Dobbiamo assolutamente fare ancora calcio. Però il presidente è diventato vecchio, bisogna rottamarlo. Trovare quelli giusti? Io penso che ne abbiamo dei ragazzi giovani che vogliono lavorare, che vogliono fare, e sono sicuro che stanno già facendo qualcosa Io non scapperò, dico questo, non scapperò, però voglio che il presidente lo faccia qualcun altro. Io starò vicino a Ennio per gli eventi, starò vicino alla società per tutto quanto, diciamo, posso dare la mia figura, però fare il presidente non ce la faccio più, perché non ho l'età più per farlo. Perfetto, complimenti ancora. Allora ti vediamo impegnato, siamo a referto. Cosa devo dire? Non so, tu mi tiri snummas. No, sto scrivendo tutti i bambini per fare le premiazioni fra un poco e tutto qui. Sto facendo l'elenco dei ragazzi. Senti, sta lavorando bene? Chi lui? Sì. Ma sì, dai, abbastanza bene, dai. L'hai imparata alta? Sì, l'hai imparato tutto a questo. BCC di Manzano vicino a questo evento. Beh, anche quest'anno siamo vicini all'evento organizzato a San Giovanni al Natisone, proprio perché la Banca di Manzano vuole essere presente e a sostegno soprattutto delle associazioni sia, diciamo, di carattere sportivo che culturale, e questo è un evento molto importante anche per lo scopo sottostante, quindi noi continuiamo, diciamo, a sostegno proprio delle associazioni del territorio. Senta, in tempi come questi cosa vuol dire dare una mano, un contributo per far sì che un evento sportivo e anche, diciamo così, culturale, ludico, come lo vogliamo definire, prosegua nel suo cammino, diciamo così, destinato a quello che conta? Beh, sicuramente in questo periodo l'importanza di una banca a sostegno del territorio secondo noi è fondamentale, proprio perché le famiglie sono sempre più toccate, diciamo, dalla crisi economica, per cui diciamo, attraverso il nostro sostegno riteniamo di poter contribuire e allentare in qualche modo anche, diciamo, e sostenere le famiglie che in questo modo possono portare i propri figli a giocare, tutto sommato, no? E a divertirsi e fare questa attività soprattutto ricreativa. Viene da dire, visti i tempi, scusate se poco. Sì, io penso che sia molto importante. Cerchiamo tra l'altro di essere presenti in tutte le associazioni, proprio perché riteniamo che l'associazione, come ho detto prima, da quella culturale a quella sportiva, abbia, diciamo, un'importanza fondamentale per la crescita dei giovani. Desana Pizzamiglio al debutto in qualità di assessore allo sport del Comune di San Giovanni al Natisone, allora un debutto importante con i giovani, no? Questa evergreen che porta avanti le tradizioni del Comune. Sì, e infatti è la prima volta che vengo qua, ho già visto questo torneo, ma è la prima volta che vengo come assessore ed è una cosa stupenda questo torneo. E vedere così tanti ragazzi e questa voglia di stare insieme e giocare è bellissimo.
soprattutto avvicinare, no, il Sì, pubblico. beh, lo sport avvicina i bambini, avvicina il pubblico, avvicina i genitori, è una cosa fantastica lo sport. Senti, cosa significa aggregazione oggi come oggi? Vuol dire stare insieme, vuol dire unità, vuol dire tanto tempo insieme. Soprattutto momenti come questi, no? Dare quello spirito giusto. Assolutamente sì, perché vedo tanti giovani davanti alla PlayStation, da soli sul divano, invece questo vuol dire stare uniti, stare insieme, finalmente stare all'aria aperta e divertirsi e conoscere nuovi amici anche soprattutto. E soprattutto ottenere quei legami di una volta, no? Che Sì, assolutamente sì. come hai sottolineato tu, il discorso del tempo moderno, no? Sì, infatti. Bene, allora come debutto complimenti, io ne approfitto, mille. visto che non te li ho fatti i complimenti, visto che siamo paesani, siamo della stessa classe, sei anche assessore del mio comune, Ecco. proprio il bello della la bella della diretta, ti faccio gli auguri e i complimenti Grazie, speriamo per il tuo nuovo bene. incarico. Speriamo bene. Sono sicuro che il sindaco ha scelto giusto. Speriamo bene, io ci sto provando, stiamo studiando come matti, però insomma per ora bene. Comunque l'esperienza ce l'hai. Sì, beh, tra le associazioni, tra la parrocchia, sai che io sono un po' attiva in tutte le parti, mi mancava questo per imparare ancora un po' di più. Tanto per rimanere impegnato. Sì, infatti mi hanno detto, giusto per non star ferma ho deciso di fare anche questo passo. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buoni spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Olanda gira la rotola, 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 gira la rotola, 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 gira e la gira, Silvano, peggio per te. Silvano, peggio per te.